siamo sull'altopiano di Butusù. Qui. Anticamente, come ce lo dobbiamo immaginare? Adesso è una grande foresta. Senz'altro, noi ce lo dobbiamo immaginare, non così brullo, certamente, perché poi tutta l'attività pastorale è quella che tutti quanti gli archeologi hanno negli studi proprio dei modelli insediativi delle civiltà antiche, hanno diciamo così imputato all'allevamento una modificazione enorme del territorio, del paesaggio. Sì. Un nuraghe di granito. Sì, la pietra locale. È la pietra locale, perché noi siamo abituati a vedere i nuraghi un po', no? In basalto, in seconda delle località. A seconda delle località. Però ci sono anche dei posti in cui certe pietre sono estremamente deboli e vengono integrate. Questo non può essere un nuraghe debole, però, perché si erge sulla roccia. Si erge sulla roccia, si addossa alla roccia. Esistono questi monumenti, non solo qui, monumenti che si integrano nella roccia e assumono forme e planimetrie particolari proprio perché devono tener conto di questo fattore. Perché questo di Butusù è così, questo LOL è così unico? Ma è unico perché integra una costruzione con corridoi interni anche alla costruzione a Tolos, e inoltre ci sono queste camere che poi vedremo dopo, queste che io chiamo semicamere, che sono inusuali nella struttura planimetrica di un nuraghe. Allora lo scopriamo, entriamo. Quando siete arrivati, cosa avete trovato? Ma questa parte era già accessibile perché ci abitava un tipo strano. Si chiamava Peistrale, un tipo che non faceva avvicinare nessuno a questo monumento. La difesa, il guardiano. Era eretto a sua dimora, mentre tutto quanto il piano superiore. Siamo in che anni, dottoressa? In che anni? I primi del Novecento, diciamo i primi del Novecento. Mi ricordo questo particolare che è abbastanza. Del 90? No, i primi del Novecento. Proprio del Novecento, insomma, ecco. Quindi ci abitava questo signore. E poi c'era, quando siamo entrati qui era tutto diciamo coperto di macerie, e non solo c'era il filtraggio una sorta di terra finissima che copriva i punti in cui c'era un pavimento, ma poi c'erano tutti quanti i crolli che addossavano verso l'interno, che ingombrano i vari passaggi. Certo. Siamo proprio nell'imboccatura, nella porta principale, nella porta padronale, diremo, di questa dimora, di questo signore. Unica, non ce ne sono altre. No, non ci sono altre. Un architrave che vediamo molto segnato. Avete operato un'opera di restauro? Si è lavorato ai fianchi della pietra per spingerla, compattarla, nella posizione originaria e fissarla agli estremi. L'ingresso ha poi il suo solito antro, no? Il piccolo, che viene definita nicchia di guardia. Mentre invece il soffitto è gradonato. Il soffitto è gradonato. Perché è gradonato? È gradonato perché c'è la scala, fa da contraltare alla scala. Quindi è proporzionale, direttamente proporzionale all'ingresso della scala. All'elevazione. Come è composto all'interno? Perché molto c'è ancora da lavorare. Sì, all'interno abbiamo lavorato dove si doveva lavorare, comunque qui è evidente proprio la scala, in certi punti siamo intervenuti per risarcire dove eravamo stati
che ci fosse un gradino, poi per il resto abbiamo lasciato le cose come erano, e abbiamo quindi anche fatto vedere che quello è un gradino fatto da noi, perché certo è molto diverso naturalmente. Abbiamo utilizzato spezzoni di pietra perché queste sono le Mentre invece qua tutto il nuraghe si poggia sulla roccia naturale, a cominciare dalle scale. Questo invece è il primo gradino che essendo appoggiato anche alla roccia naturale ha tenuto, ed essendo anche piuttosto voluminoso, ha tenuto compatta la scala, certo. Anche questo è quindi c'è la roccia. Quindi si è costruito tenendo il rispetto, no? Usufruendo e utilizzando la roccia, usufruendo al massimo la spigolatura naturale, quello che era necessario. Quindi è un bel modo di approcciarsi alla natura, un'edilizia ecocompatibile, la chiameremo così oggi. Ma anche il nuraghe in sé nella sua forma a secchio si adatta benissimo alle forme del paesaggio, delle montagne sarde, che sono sempre così, hanno questo andamento. In che anni si pensa si è incominciato a costruire questo nuraghe? Sicuramente nel bronzo recente. Quindi per i non adepti bronzo recente corrisponde al XIII secolo avanti Cristo. Ci sono influenze registrate, influenze di altre popolazioni non nuragiche? Arrivano sino a qui dentro. In particolare tra i materiali che abbiamo trovato qui non abbiamo trovato dei materiali di importazione, niente, no. Sì, questo fa pensare ad una comunità isolata, oppure semplicemente non era isolata non era, soltanto che magari non aveva un'economia legata magari alla metallurgia, certo. Perché qua non abbiamo trovato nessun oggetto in metallo. Ma abbiamo trovato solo ceramica e oggetti in pietra. Che tipo di ceramica? È una ceramica, ci sono molti tegami, ci sono frammenti di vasi con violle con tesa interna, quelli che chiamano vasi a bollitoio, ci sono dei grandi ziri, dei grandi giari, quindi ci sono delle tazze e ciotole carenate con quello spigolo, e di ceramica, anche di bella ceramica nera e grigia, e quindi anche la ceramica non è di poco conto. E poi diciamo che il pezzo più significativo e che ci dà la dimensione dell'economia di questo è un bel frammento di tegame, in cui sono disegnati a pettine degli omini che tengono al laccio dei corniformi. Dove possiamo vedere questi? Allora, questi sono ancora nei magazzini. Allora procediamo alla scoperta dei piani superiori, sì. Andiamo ai piani superiori. Risaliti la scala, una struttura di aggetto, di copertura sicuramente. Sì, che ci fa proprio identificare che questo corridoio era coperto. Un corridoio. Da qui l'importanza delle prese di luce che ci sono, queste feritoie, che ci sono lungo il percorso. Una è proprio qua. Certo, una anche qua. Come ce lo dobbiamo immaginare? Come doveva essere composto? Perché c'è ancora molto da scavare in realtà. No, nel nuraghe non c'è molto da scavare perché tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. È composto che questo corridoio poi arriva al primo piano, perché quello era il piano terra, arriva al primo piano e dal corridoio del primo piano si dipartono. Il corridoio prosegue verso una camera dritto e sulla destra una scala conduce al secondo piano. Quanti piani doveva avere? 3. 3 piani. 4 con il piano terra, no, 5 col sottopiano. Col sottopiano? Torri?
torri laterali a questi lobi, entro cui in uno sta dentro questo corridoio, in un altro sta quella semicamera, in un altro sta l'altra semicamera, e poi però la torretta si impianta sulla sommità del roccione. Ed è sulla sommità del roccione, quindi un po' diverso dalle strutture a cui siamo abituati. Sì, è un po' diverso, però... Abbiamo i trilobati, i quadrilobati. Sì, questo non è un monumento di pianura, è un monumento che è in mezzo alle rocce e quindi deve tenere conto di queste cose. Certamente coloro che hanno costruito questo monumento erano veramente esperti. Abili architetti, ma d'altra parte non si può non pensare che una classe di architetti detentori di tutto il sapere, cioè dei pesi, delle misure, possano avere, erano loro che davano le istruzioni per l'impianto di questo monumento, questi monumenti che poi erano monumenti che sono diventati pure dei simboli. A cosa serviva questo nuraghe? Ma era un luogo di abitazione, perché i materiali che ne abbiamo trovato sono del quotidiano, del vivere quotidiano, di qualcosa per metterci dentro le derrate, ce lo immaginiamo come una casa colonica? È una villa romana, una cosa produttiva. Non abbiamo trovato niente che avesse sì, cioè soltanto alcune pomisferoidi di pietra che poi abbiamo trovato qua nel corridoio del primo piano, potevano essere usati come mezzo di offesa e difesa. Naturalmente, in isolamento ci si doveva comunque apprezzare per ogni avvenienza. Certo. Andiamo a vedere gli altri spazi. Qui abbiamo dovuto risarcire il piano perché poteva, con il percolamento dell'acqua piovana, poteva infiltrarsi, eliminare le zeppe che costituiscono un elemento importantissimo per la tenuta della struttura. Ecco, come dicevo, qui nel corridoio del primo piano abbiamo la scala che conduce verso gli altri piani e poi il corridoio prosegue dentro questo vano, questo ambiente. Un grande muro che addossa la roccia circonda la roccia, va in aggetto e questo, il contromuro va anch'esso in aggetto fino a raggiungere una dimensione normale su cui loro hanno messo i lastroni a piatta banda. E questo ci dà la dimensione proprio di come era coperto tutto, come fosse coperto tutto il corridoio. Certo, e poi la stanza invece? Una stanza inusuale. Noi generalmente siamo le camere perché è una forma a semicamera. Certo. È una forma a semicamera, ecco. Si allarga leggermente, qui c'era materiale, quindi era una camera vissuta. Che materiale è stato trovato qua? Qui abbiamo trovato ceramica anche abbastanza raffinata, piattini, una lucerna a cucchiaio, e sono quelle lucerne che si trovano nei nuraghi e che servivano per illuminare. Certo. Quindi un monumento così buio, perché tutti questi corridoi, questo qui era completamente coperto e doveva avere anche strumenti di illuminazione.
stanza che induce in ad un'altra semistanza e noi facciamo le scale. E facciamo le scale in questo ammezzato, sì. Ecco, anche dei begli scalini che c'è anche i punti luce che aiutano soprattutto a gestire i piedi durante queste scalate. Cosa avete trovato quando siete arrivati in queste scale, nello scavo di queste scale? Abbiamo trovato dei materiali buttati come se ci fosse stato un evento drammatico, un evento in cui qualcuno ha lasciato tutto ed è fuggito. E anche magari abbiamo anche trovato degli elementi di bruciato, quindi sicuramente a un certo momento questo nuraghe ha subito qualche evento traumatico. Anche livelli di bruciato nel pavimento? Anche degli anche nei materiali. Anche nei materiali. Quindi un incendio? Sono scappati per un incendio? Un incendio o comunque qualcosa, sì, un incendio, un incendio. Le strutture delle stanze sono particolari, quasi allungati, a pera, a L, a semiluna. Comunque il fatto che ci fossero dei materiali di questo tipo fa materiali pensare... sono sempre dello stesso periodo, XII, XI. Sì, diciamo che pressoché siamo nello stesso torno di tempo, diciamo che fino al IX possiamo inquadrare una qualche cultura cosiddetta di c'è ceramica a pettine. Ah, ceramica a pettine. Però è una ceramica a pettine di un momento tardo, anche perché la ceramica a pettine esiste anche nel bronzo anche e l'argilla medio. Da dove arrivava? Sono state fatte le analisi dell'argilla? No, non abbiamo ancora studiato il materiale, non abbiamo ancora studiato il materiale, ma siamo in zone in cui c'è anche acqua. E quindi potrebbe essere l'argilla non manca l'acqua da queste parti, quindi potevano essere il fiume, dai fiumi. In fin dei conti Budusò è gestita il territorio di Budusò è gestito da due fiumi piuttosto importanti, uno che è il Romagno di Budusò, che attraversa, che oltre il territorio di Budusò entra nel territorio di Pattada, è quello che ha costituito il lago dell'Erno. Certo. E lì c'è il nuraghe Lerno che io ho scavato e che dello stesso fa parte del museo all'aperto del Monte Acuto come il nuraghe Loelle. Quindi poi questo fiume va ad Oschiri e si congiunge col Coghinas e sfocia nel Golfo della Zenara. Erano fiumi utilizzati per la navigazione o per il trasporto? Non credo, però in un ambiente, un paesaggio boscato estremamente fitto, una macchia fitta, il fiume con le sue esondazioni riusciva a creare dei punti di passaggio. Diciamo che spianava un po' la strada, faceva in modo che certe piante non crescessero e che quindi costituissero un buon sistema di passaggio. Che tipo di vegetazione doveva caratterizzare questo territorio? È un po' difficile da dirlo, dovrebbe essere analizzati, resti, cercati, fatti degli esami pollinici che possano far vedere quali li hanno fatti in certi casi, in certi settori. Mi pare che per esempio per l'Arrubio di Orroli hanno fatto anche esami pollinici, però il discorso è come ci si approccia e quali finanziamenti e quali fondi uno ha perché i rapporti con diciamo così
cose di ricerca, sia per quanto riguarda le analisi radiocarboniche che per quanto riguarda altri tipi di analisi, per esempio anche dei materiali del cibo che sia incrostato nei tegami, necessitano di studi specifici in certi istituti specifici. Allora bisognerebbe attivare nell'ambito degli scavi archeologici non rapporti interpersonali, ma rapporti istituzionali che fossero a disposizione di tutto quello per ricostruire l'ecosistema antico. Una tipica torretta con camera, nicchia, proprio tipica un classico. Questa proprio è una contrariamente un po' a tutta la struttura. E questa torretta era 2 piani perché ha la rampa che sale e che doveva avere quindi un'altra camera nella parte superiore. Quanto ce lo dobbiamo immaginare? Quanto doveva essere alto? Allora, intanto cominciamo a immaginare lì abbiamo proprio il struni di copertura e ci dice quanto era alta il soffitto, diciamo. No, ma svettava ancora però oltre la camera la prima Tholos. Certo. E quindi perché ce li dobbiamo immaginare a Tholos, naturalmente. No, a Tholos, non ci sono dubbi proprio. E poi nella parte superiore la rampa conduceva in un'altra camera che poteva essere anche un soppalco, insomma. Ma non era un soppalco, perché avremmo dovuto avere degli elementi da dire nel paramento interno della camera inferiore. Avremmo dovuto avere dei buchi che potevano sostenere dei travi sui quali mettere un altro piano. Invece qua io ritengo che ci fosse proprio un'altra camera, a meno che non fosse proprio il terrazzino finale del nuraghe. Certamente un altro piano, poi adibito a cosa ancora non lo sappiamo. 1, 2, 3, 4, 5 e il seminterrato. Adesso ci andiamo nel seminterrato. Passaggio, qui tutto sepolto, un sottopiano. Aperto, si vedeva esclusivamente questo architrave. Come vi siete accorti di questo? Architrave. Dall'architrave, certo. Spesso si vedono questi architravi lungo il paramento esterno che a un e dunque il sospetto è forte. A un certo momento sotto cosa c'è? È fatto. E cosa c'è? C'è una sorta di ripostiglio, chiamiamolo così, perché nei nuraghi ci sono molti ripostigli. Un frigorifero? Una cantina? Può darsi, un'aniera, che ne so. No, comunque c'erano dei materiali dentro? Abbiamo trovato materiali romani. Romani? Però non è detto che i romani poi abbiano fatto pulizia e abbiano messo le loro cose coprendo le cose. Cioè ripulendo quello del periodo precedenti. Quindi dobbiamo immaginare che potesse essere una zona di ricovero, di stoviglie, per mettere derrate, per mettere qualunque cosa. Certo, protette. L'acqua?
durante il periodo delle piogge per essere così in basso? Allora, dunque si dice che qui ci fosse un pozzo e che sia stato smantellato quando hanno fatto la strada, questa ecco. strada qui. Altro io non so, comunque non mi pare che si allaghi. Ho visto che regge bene. Che regge bene, quindi evidentemente lo dovevano utilizzare. Poteva essere utilizzato bene.